Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Siamo al secondo giorno delle Olimpiadi. Oggi abbiamo, chiaramente, seguendo il fatto che ci siamo sparati il nuoto a Londra, adesso il nuoto a Pechino, quindi abbiamo i 200 metri, che in realtà sono 50 e 100. E quindi abbiamo i 200 stile libero, uomini e donne, sempre uomini e donne 200 rana, 200 farfalla e 200 dorso. Abbiamo ancora nuoto con un altro gioco che così possiamo, come si dice, non vi ho già spiegato tutto, però ve lo rispiego, così possiamo avere più discipline, più eventi anche su giochi diversi, quindi con difficoltà diverse e con anche più nazionali. Boh, ora si parte. Vai. Qua possiamo fare un po' di medaglie, ragazzi. Benvenuti ai 50 metri stile Dai, raga. libero. Prendiamo sempre il bonus Giappone che c'è. Partenza non meravigliosa, però qua possiamo fare veramente la nostra porca figura. Dai ragazzi, questo è oro, questo è oro. Dai che oro, dai che oro, dai che oro, dai che oro, dai che oro. Oh yes! Qua possiamo fare veramente tante medaglie oggi, eh. Tempo 22 Questa secondi potrebbe essere una e delle giornate 5 più decimi. proficue del mondo. Incredibile Italia-Giamaica Sudafrica. Aspetta, scusate, devo prepararmi anche l'altro foglio dove vi scrivo tutto. Allora, Italia, Giamaica che vedremo tra un po' quando inizierà l'atletica, manca ancora parecchio, ma in Sudafrica bella medaglietta. Ok, diciamo che qua abbiamo molte chance perché siamo più forti su Beijing, così da avere la possibilità di fare tutti, di sfruttare tutti e due i giochi per avere veramente tutte le discipline possibili. Ok, sarebbero i 200 stile libero uomini adesso, prima erano donne, secondo il calendario comandiano. Vai. Questa, secondo la mia tabella, deve essere una delle giornate dove prendo più ori possibili. 50 metri stile libero. Vai. Ok, le partenze non sono il mio forte, ma poi possiamo recuperare. Attenzione, non siamo partiti bene stavolta, non siamo partiti bene. Oh! Vedi, aver fatto una partenza sbagliata non mi aiuta, stavolta non riesco a prendere il ritmo. Non posso ciavarmi l'oro, non posso ciavarmi l'oro, non mi ciavo l'oro. Mi ciavo l'oro, mi ciavo l'oro. Incredibile. Non ho parole, la partenza mi ha fregato tutto. Tempo Terzo 22 posto addirittura. secondi e 82 decimi. Australia, Giamaica, Italia, Giappone. Non ho parole, l'Australia è una maestra nel nuoto. Australia, Giamaica, ragazzi, Giamaica Show. Questa è una sorpresa sicuramente. E Italia, un bronzino. Non sono minimamente soddisfatto. Cioè, siamo sempre a livello massimo, comunque lo ricordo, su tutti e due poi abbiamo 200 dorso donne. Ecco qua, se sbagli la partenza il ritmo non lo becchi neanche per sbaglio. Benvenuti ai 100 Vai, metri dorso. vai. Oh! Non ci credo. No, quando sbaglio le partite sono una pippa obesa, però. Ti prego, Kuma. La mia tabella di marcia non può crollare così, perché c'è uno sport dove non faccio un oro neanche per sbaglio, per il canottaggio, niente da fare. No, no, quando sbagli così la partenza non ce la fai mai. Non ce la fa, non ce la fa. Addirittura mancato. Ah, mamma mia. Pesantissima debacle italiana. Dopo una bella partenza, penso alla Giamaica, qua rischia veramente, si comincia a fare ori la Giamaica anche sul nuoto, e dopo quella corsa sono cazzi.
Niente, andata. Tempo. Quinti, mamma mia. 55 secondi e 58 decimi. Ecco, in questo caso il Giappone si prende un terzo posto, che però non va a pregiudicare quello dell'Etiopia. Ok, allora abbiamo Giamaica Schofield, Giamaica oro, Sudafrica argento, Etiopia bronzo e bonus Giappone bronzo. Ricordo perché è la squadra di casa. Ok, adesso o parto bene o so cazzi. 200 l'orso maschili. Benvenuti ai 100 metri d'orso. Stati Uniti non riescono a rifarsi, ecco. Scusa? Attenti, no, ma scusa. Ma stiamo scherzando? Ma sto zitto che è meglio. Sudafrica si prende l'oro, Giappone argento. In questo caso Etiopia bronzo, va giù perché comunque ha una medaglia. Stanno girando abbastanza i coglioni, scusate per il francesismo. Cento farfalle donne. Buttare via ste medaglie mi sta girando i maroni perché qua veramente anche quando ho giocato da solo ho fatto tante medaglie d'oro. Proprio così sto gioco, rischi di fare bene o male. Vai! Buona partenza stavolta, evitare deve svegliarsi. Infatti, partenza positiva. Vai ragazzi, vai ragazzi. Abbiamo fallito con le donne. Non c'è ritmo però. Non c'è ritmo. Sto perdendo tanto ritmo adesso. Pessimo dove, ma no. Mamma mia, sto dando veramente tutto. Dai Italia che vogliamo l'oro, visto che gli Stati Uniti non stanno prendendo niente per adesso. Dai Cube. Non ce la fa più. Sta mollando alla fine, l'Italia sta mollando alla fine, forse argento. Tempo. Sì, oro. 52 secondi e 3 decimi. Mamma mia, ci voleva sto oro. Dai. Ci siamo svegliati. Sudafrica argento, Sudafrica sta facendo un bel bene, Spagna e Giappone bronzo. Ok. Crollo statunitense, signore. Questo è importante, almeno non stanno prendendo medaglie. E adesso abbiamo gli ultimi 100 rana donne e 100 rana uomini. Un attimo solo, scusate. Vai. Vai. Questo è duro ragazzi, questo è veramente duro. C'è poco difficoltà rana. L'Australia in fuga per il momento, l'Australia in fuga.
Perfetto, qua recuperiamo molto. Si gioca tanto, sembra che gli Stati Uniti in ripresa, attenzione. Anche USA finalmente sembra in ripresa, cioè finalmente per loro ma non per noi. Noi stiamo rischiando la medaglia. Stiamo rischiando la medaglia, non ci credo. Stiamo rischiando la medaglia, stiamo rischiando la medaglia, stiamo rischiando la medaglia. L'Australia va per l'oro, l'Australia va per l'oro. E dopo non so. Io l'ho persa quarto, Un infatti. minuto, un secondo e 68 decimi. Peccato. Eh sì, per poco. Quindi Australia e Giappone argento, sempre per i bonus, e Stati Uniti bronzo. Allora, l'Australia si becca il secondo oro. Giappone argento, USA bronzino, il primo bronzino di giornata. Un attimo solo ragazzi che devo controllare la cosa però. Scusate, riguardato il video, ho fatto solo il farfalle. Ho fatto solo il farfalle donna, mi manca l'uomo. Perché prima di chiudere con l'ultimo rana abbiamo il farfalla uomini. È sicuro che è faticosissimo. Siamo un po' sotto media. Partenza buona, il problema è che devo tenere. Ottimo per il momento, ottimo per il momento. Cominciamo a cedere. Cominciamo a cedere un po'. Ed è normale, ed è normale. È normale, però stiamo andando alla grande adesso, eh. Ok. Allora, siamo in fuga qua, ragazzi. Contiamo il record del mondo. Mamma mia, qua veramente il culo è scatenato. Questa forse è proprio la mia disciplina. Ho vinto l'oro con le donne, mi sembra. Adesso mi riesco a raccazzare. Ti prego, pure muoviti. Ed è oro, è oro, è oro, è oro, è oro. È un record olimpico. Prestazione sublime di veneziano. Tempo 51 secondi e 17 decimi. E qua oro pesantissimo. Ci stiamo staccando dagli USA, ma era tutto previsto, ragazzi. Io vi aggiorno dove sono più o meno favorito. Australia. Grande Italia. Ok, adesso chiudiamo il nuoto con i 200 rana femminili. Benvenuti ai 100 metri rana. Scusate che fa un casino. Eccoci. Vai. Take your marks. Ma Dio Cristo, ma perché? Ecco, madonna, quando faccio ste cagate mi odio. Fanculo, va. Giamaica, Australia, Spagna. Stiamo zitti che è meglio. Stiamo zitti che è meglio perché buttar via così è veramente da incapaci. Adesso abbiamo tiro con l'arco a squadre misto. E sì, tutto Pechino oggi, ok, tutto Beijing. Vai. Ragazzi, abbiamo tiro con l'arco adesso, vediamo un attimo. Tiro con l'arco misto. RS, ok. La forza e la direzione del vento. Sì, ma la direzione del vento dove cazzo è?
più 2. Ma dove ho la bandierina del vento? No, fai panico. Devo andare di qua forse. Bello. C'è tensione. 9. Ah! Non un bel inizio. Vabbè. Giamaica in fuga. Ah, ok, ho trovato anche la bandiera. Dai, non era 10. Ai ai ai. Vaffanculo. Calma. Grande. Stiamo recuperando. Un punto divide Italia e Giamaica, ragazzi. Dai, Giamaica, zio, ok. Calma, calma, come calma. No, forse sì. Yes. No. Mamma mia, di pochissimo. Ha preso ritmo il Cume. Può spaccare ani, attenzione. Mamma mia, 3-10, silenzio. I primi giorni sono i miei giorni, raga, Dopo quell'atletica faccio molta più fatica. Su certi sport. 10. Silenzio. Mamma mia, ha preso il ritmo veneziano. Signori, il Cume ha preso il ritmo. L'Italia vuole cose importanti. 10. E silenzio. Stravinciamo contro la Giamaica. Ciao. Il record olimpico anche. Cioè, qua abbiamo il Giappone che sono maestri e siamo proprio contro di loro. Poco vento, col poco vento faccio fatica di solito. Silenzio. Mamma mia come sta tirando veneziano. No. 10. Mamma mia. Ragazzi, scatenato il talentissimo 29 Giappone, sappiamo quanto forte è il Giappone. Forse un po' lunga, no. 10. Ragazzi, puntiamo al record mondiale, silenzio. Cioè, una macchina da guerra. Questo, ragazzi, continuiamo così, facciamo tutto 10. Giappone è crollato. Calma. Il vento è un po' aumentato.
Ah. Calma. Il Giappone guadagna un punto. 10. Mamma mia, qualcuno ci vuole bene. Riprendiamo il punto perso. 9. Vai. Sto cambio di vento ci ha un po' scombussolato i piani. Abbiamo un vantaggio quasi incolmabile, salvo cagate. 10. Perfetto. Perfetto. Con un 10 è record mondiale, penso, eh? No, 9. zio Ken. Va bene, va bene. Giappone eliminato. Ciao, ciao. Record olimpico. Hanno sito 18 ore per poterlo eguagliare. Vabbè. Peccato. Finale. Giappone terzo intanto, quindi secondo. Ed è la finale. Contro l'Etiopia. L'Etiopia è scatenata. 9. Anche voglio l'oro, cazzo, ce lo meritiamo. 10. E bravo pure. E bravo Puma. 29-28, sfida bellissima. Mamma mia, un 10 perfetto. Ancora 10. Questo è il video, signori, 10. 2 punti di vantaggio sull'Etiopia. Calma. No. Merda. 9. 58-56, 2 punti di vantaggio. 9. Non ci voleva sto 9. No, va bene. Meno male, ha fatto schifo anche lui. Ragazzi, basta un poco ed è vittoria. Ok. 9. Mamma mia, non sapete se non abbiamo finito male. Ma è comunque oro. È comunque oro, tesoro mio. Come? No, sono una pippa. No, no, io ancora un round c'ho. Ho staccato la spina, speriamo bene. Sono una pippa, pesa. Ok. 10. È quasi fatto. Sempre 2 punti. Devo fare un 8 ovviamente. Se lui... 9. 9. Sì, mamma mia, l'Etiopia, praticamente l'Etiopia ha sbagliato il tiro, godo. È oro, è oro. 9. Grandissimo oro italiano ancora. Di 3 punti, ragazzi. E si gode, ragazzi, grande Italia. Allora. Oggi ho fatto un verdone con gli ori, eh. L'Etiopia scende al bronzo, il Giappone per il bonus si becca l'argento. Ok, oggi chiudiamo il secondo giorno con pistola da compressa 10 metri. Pistola da compressa 10 metri.
misto. Benvenuti all'evento di pistola ad aria Ah, qua sono compressa fortissimo, 10 metri. teoricamente. Ah no, non è questo qua, è l'altro, la carabina che sono forte. Sì, ciao. No, sono una pippa su questo, zio. No, qua non sono forte. Qua per compensare devo tirare qua, penso. 8, Bella merda. 7, No. No, non mi refo su questo. È la carabina che sono bravo. 8, La vacca. Sì, 10,6, dai. Scusa? 9, Buono. Buono, insomma. 42. Non mi dai il totale, zio Ken? 9, 9, Non bastano per la medaglia, secondo me. 9, Vabbè, tutti no, sono una pippa ora. Ah, 9, niente. Sicuramente l'oro no, non credo proprio. Spero non ultimo. No, non ciccata. Ciccata, ragazzi. Vince il Giappone. Quarti però, per poco, eh. A parziali però, cosa vuol dire? Giappone, USA, Giamaica. Ah no, ok. Il Giappone c'è, ragazzi. Stati Uniti non male questa giornata, eh. signore e signori, alziamoci in piedi per l'inno nazionale del Giappone. C'erano anche gli inni, fiori, che bello. Beh, buon raga, la seconda giornata è andata, medagliere molto molto positivo. Ci becchiamo appunto per il medagliere, ma sono soddisfatto di questa giornata. Sapevo che la giornata 2 era una giornata bellissima per noi, quindi da questo punto di vista me l'aspettavo, anzi speravo in qualche oro in più perché poi gli Stati Uniti recupererà, lo sappiamo. Però intanto insomma una buona Italia. Ok, raga, vediamo il medagliere. Ragazzi, l'Italia ha preso un buon vantaggio perché 8 ori, abbiamo il doppio degli ori statunitensi con 11 totali. In realtà la squadra che ha più medaglie in totale è l'Australia in questo momento con 12. La lotta per il medagliere in questo momento è Italia, USA, Australia e Giappone. Mancano tante potenze, ma per adesso Italia, USA, Australia e Giappone sono quelle forse più accreditate, perché la Giamaica è vero che ha 2 ori, avrà anche l'atletica, però nelle altre discipline non è proprio fenomenale. E niente ragazzi, quindi abbiamo Italia, USA, da sottolineare che è entrata la Spagna con un argento e 2 bronzi, Sudafrica un buon oro, e comunque anche 4 già totali, l'Etiopia 3 bronzi scatenata, in attesa dell'atletica, e niente ragazzi, quindi per il momento siamo primi con un bel vantaggio anche di ori, però non sarà sempre così. Andiamo a vedere il calendario. Scusate, il calendario per la giornata numero 3 prevede tanta roba dove comunque sono forte. Carabina 50 metri, carabina 50 metri donne, fossa olimpica uomo-donna, fossa olimpica misto, carabina da 10 metri misto, carabina 10 metri uomini e donne, carabina 10 metri uomini e donne sempre, e tennis maschile e tennis femminile. Quindi abbiamo tanta carne al fuoco, quindi possiamo fare buone cose. È chiaro che sì, ehm,
come si dice, riuscire a portare a casa medaglie anche nella giornata 3, c'è un buon vantaggio, anche perché nel tennis in realtà non sono così favorito, ve lo assicuro. E la carabina diciamo che è una mia specialità, ho tante possibilità di oro, e vediamo insomma. Comunque insomma le prime giornate teoricamente sono le mie giornate, questo l'ho già detto. Faremo fatica con i tuffi, faremo fatica con canottaggio, cioè trampolino, kayak, ecco che il ciclismo sicuramente non sono forte in tutte le discipline. BMX, arrampicata qua saranno cazzi, però anche nell'atletica non sono, cioè sicuramente nella ginnastica non sono un fenomeno. Va buon raga, sotto il comando veneziano vi lascio con il medagliere olimpico, per il momento godiamo noi, ciao.